Buongiorno, bentornati con questo nuovo appuntamento con A voi la linea con contributi e dirette dal nostro territorio. Dopo la 3 giorni della Corsa Rosa in Regione, il testimone per gli amanti del pedale passa al Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores in programma dal 30 maggio al 2 giugno con 4 tappe organizzate dalla società ciclistica Fontana Fredda, al via 30 squadre e 150 ragazzi. Questa mattina la presentazione ufficiale, vediamo. Gilberto Pitarella, presidente della società ciclistica Fontana Fredda, questa 4 tappe del Giro del Friuli Junior, insomma ce le racconta? Sì, siamo arrivati alla 19ª edizione di questo bel Giro del Friuli Juniores, 32ª Casucci Molais. Le tappe sono 4 quest'anno, con un po' di sacrificio siamo riusciti a mettere insieme 4 giorni di gare. Inizieremo domenica con la bella prova come abbiamo fatto l'anno scorso a Velodromo Bottecchia, che è stata una cronoprologo, una cronosquadra all'interno del Velodromo Bottecchia con la collaborazione degli amici della pista. Il giorno dopo, lunedì 31 maggio, partiremo da Pordenone e arriveremo a Cimolais, che è la classica Casucci Molais, partendo da Pordenone. Non riusciamo a fare la Palla Balzana perché è interrotta la strada, però è una bella tappa impegnativa. Martedì ci trasferiamo in Friuli, nel centro del Friuli, San Daniele, patria del prosciutto, dove abbiamo fatto la conclusione l'anno scorso. Quest'anno facciamo la partenza di una bella tappa impegnativa, San Daniele Tarcento, con 2 volte la salita del Coia, che è una bella salita impegnativa di 3 km, quindi penso che sarà la tappa che farà classifica. Concluderemo il Giro del Friuli mercoledì 2 giugno con partenza alle 10:30 da Fiume Veneto, e lì abbiamo la collaborazione del gruppo ciclistico Bania per arrivare a Porcia davanti al municipio. Ne approfitto per ringraziare le amministrazioni comunali che ci hanno accolto in questa manifestazione. Quante le squadre impegnate, i ragazzi che ci saranno? Allora, saranno 30 squadre con 150 ragazzi. Ce n'erano 32, ma 2 hanno avuto problemi con questo benedetto Covid, hanno avuto problemi, quindi il massimo si poteva fare 150 corridori e un numero notevole di atleti con 30 squadre provenienti da tutta Italia con la nazionale della Slovenia. Assessore Gibelli, una gara importante che serve anche a valorizzare il nostro territorio. Siamo reduci dalla 3 giorni di tappe del Giro d'Italia, adesso si riparte subito con il ciclismo con questa competizione juniores. Sì, io l'ho detto ieri durante la tappa Sacile-Cortina, questa è una terra di ciclisti, quindi benissimo, anche perché questo è il Giro del Friuli dei ragazzi, di quelli che potranno essere i Cimolai, i De Marchi, i Dal Forno, i Venchiarutti di domani. E mi fa anche particolarmente piacere, ringrazio il Comune di Fontana Fredda, che questa conferenza stampa di presentazione di un evento sportivo importante e bello, perché guarda in prospettiva, sia fatto nella sede della nuova biblioteca di Fontana Fredda. Raffaele Padrone, presidente della Federciclismo di Pordenone, un giro che tocca un po' tutta la regione, che ritorna grande protagonista sulle nostre strade. Sì, fortunatamente, come diceva lei, tocca tutta la regione Friuli Venezia Giulia, e quindi questo è un ritorno alla normalità anche per il mondo sportivo. Ricordo benissimo che il ciclismo è stata la prima attività sportiva a riprendere dopo l'emergenza Covid. Noi chiaramente in organizzazione con il Fontana Fredda abbiamo organizzato queste 4 tappe, gare internazionali. Da qui sono usciti, ricordo, anche corridori che stanno correndo nei professionisti tuttora. Michele Pegolo, sindaco di Fontana Fredda, una gara che ritorna prestigiosa, sempre organizzata dalla società ciclistica Fontana Fredda, e che quest'anno regala 4 tappe e niente male. Beh, sono felice che la gara ritorni sul mio comune, passa per il mio comune, passa per tutta la regione Friuli, quindi è un'occasione per far conoscere i Friuli oltre confine, e questa è una cosa di cui tutti noi friuliani andiamo orgogliosi. Sono felice anche che la società sia di Fontana Fredda, e quindi cosa vuole di più un sindaco che rappresenta una cittadina che accoglie questa società. Per me è il massimo, quindi sono contento per me e per i miei cittadini.
Ed è partita domenica la nuova avventura di Simone Masotti, architetto e ultrabiker di Pradamano, affetto da 10 anni dal morbo di Parkinson. 8 giorni di viaggio in bicicletta, raggiungendo Venezia, Padova, Treviso e poi rientrando in Friuli da Erto, passando davanti alla diga del Vajont. Dietro la maglietta di Simone Masotti c'è scritto Bici vs Parkinson, una nuova avventura alla quale sei pronto. Allora intanto raccontaci che cosa hai in mente e che cosa rappresenta questa maglietta, che proprio è il logo della nuova avventura in bici che farai. Esatto, questa è una maglietta che rappresenta che la pedalata in sella è più colorata, è un inno alla libertà e alla gioia di poter passare dei momenti sulle due ruote per tutti gli appassionati. E in compagnia, in questo nuovo viaggio appunto, dove andrai e con chi sarai? Ecco, sono stato un attimino come tutti recluso in casa, ma appena ho avuto la possibilità mi sono detto devo organizzare un altro viaggio e ho chiamato il mio amico Sergio, il quale mi ha detto appena abbiamo la libertà facciamo qualcosa. Mi sono messo a tavolino e ho progettato qualcosa all'interno del Friuli e del Veneto, senza andare molto lontano, perché penso siano due bellissime terre da scoprire con angoli veramente nascosti. Quanti giorni, quanti chilometri? Dacci un po' di dettagli tecnici anche. Allora partiamo domenica, il programma è su 8 giorni, partiremo da Pradamano stavolta, e il paese dove vivo, passeremo per Villa Manin, andremo verso la Tisana, percorreremo tutto il fiume Tagliamento per arrivare a Bibbione. Questa sarà la prima nostra tappa. Successivamente andremo verso Lido di Venezia, l'isola di Palestrina, Chioggia, la Foce del Po e poi faremo il giro di boa verso Rovigo per rientrare sulla riviera del Brenta, Treviso, e se avremo ancora un po' di forza nelle gambe vogliamo affrontare come il Giro d'Italia una tappa molto importante, il Vajont, con Longarone, Barcis, per poi ritornare a casa. Un bel gran premio della montagna lì, direi, ma te lo tieni per il finale, come sarà appunto, come accade nel Giro d'Italia, prima della passerella poi ci sono le salite. E tu prima appunto accennavi, come tutti, è stato un periodo di reclusione, che per te però, insomma, lo diciamo perché noi adesso lo diamo per scontato perché ti abbiamo conosciuto in altre interviste, ci hai raccontato la tua storia, ma la bicicletta per te ha un significato molto molto importante, cioè non è solo la libertà di uscire e di stare all'aria aperta, e quindi come hai superato poi questo periodo, come ti sei arrangiato? Un anno fa non è stato semplice perché non ci si poteva muovere da casa, ma ho trovato per fortuna 2 rulli. Poi anche lì ci siamo inventati dei gruppi sul web dove ci davamo appuntamento e ce la raccontavamo mentre pedalavamo. Poi facevo un paio di volte in più la scala al giorno e poi, come ha detto mio figlio, papà quante vasche hai fatto oggi? Andavo su e giù per la via nei 200 metri permessi dal decreto ministeriale di quella volta. Con l'associazione Il Pozzo di Pallavolo di Pradamano, visto che il furgone non viene usato d'estate, ho detto perché non prendere un carrello che porta le bici. Vorrei trasportare anche questo mezzo nuovo che abbiamo all'interno della società del Parkinson di Udine, per permettere alle persone che magari non hanno il coraggio, la possibilità di avventurarsi in un semplice giro che può essere qui attorno,
e dare un aiuto in questo modo, perché lo sport, il movimento per noi è medicina e questo lo confermo io stesso. E poi, se puoi sognarlo, puoi farlo. E questa è una delle tante dimostrazioni che ci dai partendo appunto in questo viaggio. Allora buon viaggio, a te, ci rivediamo a rientro così ci racconti tutto. Sicuramente succederà qualcosa, ma fa parte del gioco. Allora in bocca al lupo a Simone Masotti per questa sua nuova avventura, qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. E rieccoci insieme con la seconda parte di A voi la linea. C'è anche il friulano Alessandro Pozzetto tra le migliori voci della musica gospel italiana chiamate a partecipare a The Journey, il tour che Andrea Bocelli sta realizzando lungo la via Francigena. Ne abbiamo parlato con il cantante e direttore di cori gospel che racconta, oltre all'eccezionalità dell'evento che lo ha portato in Toscana, le difficoltà del mondo della coralità. Tra mille ostacoli sta cercando di ripartire. Sentiamo. C'è anche il friulano Alessandro Pozzetto tra le migliori voci della musica gospel italiana scelte per comporre il nuovo coro Sole Voci Gospel Friends, diretto dal maestro Fausto Caravati, che ha debuttato nei giorni scorsi in Toscana partecipando a The Journey, il tour che Andrea Bocelli sta realizzando lungo la via Francigena. Un viaggio spirituale destinato a trasformarsi in docufilm. All'abbazia di San Galgano, Pozzetto ha accompagnato, oltre al celebre tenore italiano, anche la cantautrice statunitense Tori Kelly. Il periodo è molto complicato, però appunto c'è stata questa piccola finestra alla quale si è affacciato il mio cuore, mi viene da dire, perché per me è stata veramente una bellissima apertura, questa collaborazione con questi due grandissimi cantanti, uno più conosciuto, magari una più conosciuta ai giovani, Tori Kelly e Andrea Bocelli. E sì, la Toscana ci ha ospitato appunto per quello che è stata un'esperienza di un paio di giorni e la collaborazione appunto con questo docufilm che viene girato appunto dallo staff della produzione di Andrea Bocelli che si chiama The Journey, quindi questo viaggio. Penso che sia un viaggio suo spirituale, mi viene da dire, un viaggio fantastico perché eravamo ospiti di una terra meravigliosa, cantando note altrettanto meravigliose. Posso ritenermi fortunato per quanto riguarda la mia esperienza, perché ne ho avute altre, che sono in qualche modo sempre preparatorie a ciò che poi deve venire. E ho notato che alla fine grandi artisti come queste due persone, soprattutto il tenore, c'è sempre un trade union comune che è dato appunto dalla musica. Sì, c'è lo show, la performance, però alla fine la musica e il canto in questo caso è il collante per tutti. Avete vissuto in Toscana in una bolla dal punto di vista, diciamo così, delle regole imposte dalla pandemia, ma bolla anche nel senso di evento eccezionale rispetto a una quotidianità che forse è fatta di tante difficoltà. Qual è la situazione, qual è la quotidianità oggi? La bolla perché ovviamente abbiamo fatto tutti quelli che sono i tamponi, queste cose, e quindi eravamo tranquilli tra di noi, sempre mascherati ovviamente, a parte durante l'esibizione. Invece la realtà non è così, nel senso che io ho appena ripreso le prove con i miei cori e devo dire che è molto dura, nel senso che uno, bisogna avere anche le strutture ricettive che ti permettano di ospitare i cori, anche perché sono cori abbastanza numerosi e non è scontato che un'associazione culturale, quindi un coro, abbia questa disponibilità. Quindi si fa riferimento non solo ai proloqui, ai comuni o alle parrocchie che gentilmente cedono degli spazi oppure a pagamento. Se dopo non ci sono i soldi, perché sono sempre delle attività appunto associazionistiche, si cerca di combinare in qualche modo. Abbiamo iniziato con delle prove all'aperto
e ovviamente il clima in questo momento anche in Friuli non ci aiuta, quindi anche lì difficoltà, e per poi trovare appunto ospitalità in queste strutture di cui ti parlavo prima. Poi, messo a parte quello che è la logistica, messo a posto, scusa, arriviamo al fattore umano. Il fattore umano è pieno di fragilità in questo momento e ci sono molte difficoltà legate un po' alla paura. Io so solo che cerco di condurre delle persone ad uno stato come dire, di serenità grazie al canto, quindi mi rendo strumento per questa cosa. Quello che dico sempre ai ragazzi, adesso che abbiamo ripreso con molta difficoltà anche tecnicamente, perché un anno che non canti non è facile riprendere col ritmo che avevi, e a questi ragazzi dilettanti ho detto: ricordate che avete una grandissima responsabilità, ed è quella della bellezza, di portare fuori la bellezza, tramite il canto e soprattutto il canto fatto in presenza e con presenza. E quindi io cavalco questo mio sentire per adesso. Questo potrebbe essere uno spunto per ripartire, per intraprendere un nuovo percorso. È quello che sto cercando di fare, grazie anche ai percorsi che ho fatto in questi anni. Insieme a mia moglie Alessia Varutti a Casa della Vita a Suzano stiamo anche promuovendo questi che sono incontri che diciamo tecnicamente si chiamano di sound healing, diciamo terapia vibrazionale. È un modo di usare il suono che può in qualche modo alleggerire il tuo stato emotivo e perché no, avere anche degli influssi positivi sul tuo corpo, sulla mente. Io spero di poter essere utile, appunto, di poter essere strumento di qualcosa di più grande, utilizzando quelli che sono gli insegnamenti appunto dei miei insegnanti, e arrivare a più persone possibili in quello che è il progetto che poi andrà a concretizzarsi in questi giorni, quello appunto della creazione dell'associazione di questa PS di Casa della Vita. Non vedo l'ora, appunto. E ci colleghiamo adesso con Isabella Gregoratta con il supporto tecnico di Francesco Snidero. Isabella sta seguendo per noi i lavori della giunta municipale del comune di Udine. Vediamo se è pronta. Isabella, a te la linea. Sì Paola, sono pronta, saluto i nostri amici telespettatori oltre che te. Qui a Palazzo d'Aronco si sono appena conclusi i lavori della Giunta, con noi l'assessore, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, per parlarci di iniziative che riguardano il nostro territorio, cioè il territorio comunale. Cominciamo dall'efficientamento energetico di edifici, tra i quali anche lo stesso Palazzo d'Aronco. Quando comincerete i lavori e che cosa farete in modo particolare? Allora, abbiamo avuto un contributo ministeriale di 350.000 euro e con gli uffici abbiamo individuato gli interventi più importanti, quelli dove andiamo a svolgere con maggiore intensità manutenzione e soprattutto dove possiamo riqualificare energeticamente in modo tale di evitare emissioni energetiche che siano superiori alla norma. Ecco perché andiamo a intervenire a Palazzo d'Aronco, che è il grosso dell'intervento, che al Palazzo d'Aronco con il rifacimento di 2 centrali termo-idrico-sanitarie. Poi ci sarà la scuola materna di Ballasseria media, e poi ci sarà dove lì alla scuola di Ballasseria invece si va a rifare l'impianto fotovoltaico. Invece nella circoscrizione 5, nell'impianto della circoscrizione 5 di Cosignaco, viene rifatta completamente la centrale. Detto questo, questi soldi servono anche per inserirci nel programma dei sindaci con la riduzione delle emissioni, che è uno dei programmi fondamentali di questa Giunta, sulla quale noi contiamo di accelerare notevolmente i risultati, che saranno oggettivi. In più, oggi non solo abbiamo fatto questo, ma quindi lì i lavori praticamente partiranno fra un 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi, dipende un po' dall'aggiudicazione dell'appalto. Invece i 2 interventi di riqualificazione per quanto riguarda la disabilità è stata approvata oggi con della spesa di 198.000 euro
per poter riqualificare dal punto di vista dell'accessibilità dei disabili. Su una palazzina di nostra proprietà, 2 appartamenti vengono praticamente aggiornati con un impianto di risalita, quindi un ascensore, viene rifatto completamente l'impianto termoidrico sanitario ed elettrico, sulla quale viene installato... Questo in via Sabadini? In via Sabadini, 36. Abbiamo 4 stabili, uno di questi viene convertito. Ci sarà una domotica particolare con i pulsanti dove il disabile potrà farsi la doccia, potrà accendere l'acqua, spegnere la luce, praticamente con i moderni disposizioni. Quindi impianto di salita, l'inquadramento generale con la domotica, il rifacimento degli impianti e dei bagni. Ecco, questo rientra, penso, tra i primi interventi in Italia su questa tipologia. Senta, la settimana scorsa abbiamo parlato di sistemazione e di messa in sicurezza di diverse scuole primarie della città. Sì. Oggi abbiamo la notizia che per quanto riguarda la Pietro Zorutti i ragazzi verranno trasferiti alle scuole Valussi e Garzoni. Sì, e poi passiamo la parola anche all'assessore. Allora, adesso stanno lavorando alla scuola Alberti, praticamente dove verrà rifatto completamente la parte strutturale. La Zorutti, che però è più impattante dal punto di vista dei rumori, non potrà convivere assieme ai ragazzi, i lavori saranno diversi e quindi saranno spostati l'inizio dell'anno scolastico in 2 scuole. Appunto, come dicevate prima, alla Valussi dove saranno 6 aule e alla Garzoni con 4 aule. Quindi crediamo disagio che continuerà per quanto tempo? Per qualche mese? Lì andiamo avanti un anno scolastico, per dire la verità, perché è un intervento abbastanza importante, però rimettiamo in funzione una scuola che attualmente non ha le condizioni per esserlo. Bene, ringraziamo il vice sindaco Loris Michelini e ora facciamo una battuta velocissima su magia delle mani con l'assessore Maurizio Franz. Sì, il 4 luglio e il 10 di ottobre si svolgerà nelle lisse di Piazza Primo Maggio questa manifestazione Magia nelle Mani che ha riscosso nel passato un grande successo con la presenza di oltre 160 espositori. Sono tutti operatori che grazie alla loro manualità e alla loro voglia di tramandare anche questo patrimonio di esperienze, insomma, a tutti coloro che avranno piacere di visitare, sarà un'occasione unica non solo per gli operatori ma anche per i tanti cittadini ed appassionati che potranno godere delle bellezze, insomma, delle liste di Piazza Primo Maggio, ma soprattutto anche di apprezzare quello che è questa grande tradizione artigiana che è tipica dei nostri territori. Bene, ringraziamo anche l'assessore Maurizio Franz e con questo da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio. A te Paola. Grazie Isabella Gregorato e a Francesco Snidero per il suo supporto tecnico. E anche per oggi a voi la linea termina qui, vi ricordo l'appuntamento in diretta sempre con l'informazione di Telefriuli con il TG delle 16:30, un buon pomeriggio a tutti.